Ok, le case ci sono. Qui andiamo a togliere questo. Perfetto, qui ci sono delle persone a medio reddito, se non sbaglio. Sì, 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 tutta questa zona è tutta a medio reddito, perfetto. Ok. Elettricità c'è. Mi sa che dobbiamo aggiungere un'altra palaetta eolica. Cos'è questo? Wow. Vabbè, poi vediamo. Intanto una piccola, tanto per aiutarci a tenere la città viva. Ok, aggiungiamo adesso... Dov'è la scuola? Le fermate qua per le persone. Bene. Piazza, ok, perfetto. Aggiungiamo un nuovo pulmino che credo che sia ormai pieno. Perfetto. Allora, qui stiamo andando bene. La chiesa è quasi colma la mattina e il pomeriggio. A livello di autobus, va bene, questo poi vedremo. Ok, cosa manca in città? Ok, stiamo andando bene, sta diminuendo la domanda commerciale. Qui c'è qualche negozio distrutto. Però tutto sommato, ragazzi, stiamo andando bene. La densità sta crescendo rapidamente. Io questi soldi continuo a costruire. Allora, questa la portiamo qua. E qua dobbiamo andare a costruire per forza. Quindi andiamo a costruire delle nuove zone. Per esempio la nuova strada. Ah, ecco, perfetto, c'è addirittura già il canale che ci conduce. No, 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 non cominciamo a fare cose strane. Perché? Ecco. Lo vedo troppo... Ok, giriamo così. Va bene. Qua dentro ci metteremo qualche altra... No, ma non mi piace, dai, via. Qua poi vediamo. Più avanti vediamo cosa mettergli. Qua, sì, sì, stiamo popolando. Stanno arrivando nuove persone. Le merci come sono? Ok, riescono, ragazzi, a fare di tutto e di più. Qua però andiamo troppo oltre. Facciamo così. Così va bene. Ma io non capisco perché qua non riescono a popolare. Ah, forse perché si stanno innalzando per espandersi. Perché qua? Qua non mi viene idea di come... Facciamo così, va? Tiriamo una strada. No, no. Facciamo così. No. Dobbiamo cambiare strategia. Vediamo un po' come possiamo fare. Qua poi andremo a mettere tipo l'università, roba del genere. Vediamo un po' quanto manca ancora. Costa tanto. Ah, iniziano i problemi del crimine, quindi li rimuoviamo immediatamente con la nostra stazione di polizia. Perfetto, allora fatemi organizzare tutto. Allora andrei a mettere per esempio la scuola superiore da questa parte. Poi potrei chiudere qui e farei l'università con la scuola professionale in tutta quest'area. Potrei mettere anche l'accademia. Qui potremmo mettere altro, come per esempio... Sì, oh no, meglio qua fare le case. Allora dai, allora facciamo così, dai. Prendiamo una strada, la collochiamo in pianura. Perfetto. Dobbiamo sfruttare, ragazzi, tutto lo spazio. Ci siamo. Intanto diamo il buongiorno. Vediamo cosa dicono le persone qua. Quartier generale del petrolio, c'è già chi trivella alla grande. Allora, ragazzi, stiamo andando bene con la nostra città. Come vanno le scuole qui? Ah, qua non c'è niente. Ne mettiamo due. Ok.
Ok, una qua, una qua. Ok, vediamo adesso di prelevare questi studenti. Insegniamo a 600 studenti di 1164. Vediamo un po'. I non iscritti sono tutti questi. Dobbiamo iscriverli. Come mai non si iscrivono? In attesa di pulmini. Ah, ok, funziona, funziona, funziona. Ok. Allora, come va con l'immondizia? Stiamo ritirando? Sì, le tonnellate ci sono. Questi soldi del regalo ce li teniamo stretti. A livello di energia ci siamo. A livello di acqua pura, acqua reflue pure, spazzatura ci siamo. Incendio ancora in città. Dobbiamo mettere qualche altra cosa. Mettiamogli la campana per velocizzare tutto. Dove sono le macerie? Li stanno bruciando. Ok. Allora ragazzi, vediamo che cosa fare. Le case credo che si stanno espandendo. Ecco, a breve dovremo andare a posizionare dei luoghi per aumentare la densità. Ok. Io potrei creare qua sotto tipo un villaggio, come dire, particolare di lusso. Per esempio, facciamo una cosa molto particolare. Tiriamo una strada fino a qui. Una stradina fino a qui. Facciamo un quartiere di lusso qua sotto. Ah. Facciamo un quartierino, diciamo, con le villette. Ok. Allora, vediamo cosa fare. Mettiamo ovviamente zone residenziali, però di lusso, formali, piazze. Ecco, mettiamo roba di alto livello, per esempio una piazza del genere, accompagnata da sculture, parchi di espansione. Benissimo. Creiamo delle residenze, ragazzi, di lusso, come vi ho detto. Oh, un attimo, domanda commerciale. Qua andiamo a posizionare. No, ecco questi. Mettiamone uno anche dietro per risparmiare un po' di spazio. Perfetto. L'accademia possiamo già metterla. Ovviamente ne seguiranno dei negozi anche di lusso, quindi mettiamo una zona commerciale qua dietro. Piccolina però, eh. Aggiungiamo questo. Va bene così. Una piccola zona di lusso qua dietro per terminare le nostre case, la nostra zona residenziale in bellezza. Ovviamente siamo ancora lontani dalla zona industriale. Quando avremo un po' più di soldi cancelleremo questo deposito e lo metteremo da un'altra parte. Mi sa che è arrivato il momento di collocare un ospedale, ragazzi, per cercare di tenere tregua a tutti. Però le industrie vanno bene, credo, dai. Tutti vanno bene. Ecco le nuove boutique, come potete vedere, di classe. Perfetto, abbiamo qua qualche villa, qualche tenuta. A livello energetico ci siamo. Abbiamo il Kumenda che vende tanta energia. Edifici non alimentati adesso arriverà. Comunque ragazzi, per adesso può bastare così. Voglio solo dare un'occhiata alle regioni e alle città accanto.
Vediamo nella nostra regione chi è che sta scavando per produrre. Abbiamo da una parte il Cumenda veneziano. Vediamo un po' al solito Venezia che cosa sta combinando. Andiamo a Venezia. Allora, vediamo cosa sta facendo il Cumenda. Ecco la città del Cumenda. Allora, città del Cumenda, diciamo turistica, ha collocato il Global Theatre per quanto riguarda William Shakespeare. Eccolo qui. Ha addirittura la Giralda. Eccola qui. Una città, diciamo, dov'è? 13.000 abitanti. A livello turistico la sta, credo, evolvendo. Vediamo, diamo un'occhiata. Ecco qua. Ecco qui. Ha circa 5.000, dai, visitatori al giorno. 4.500 più o meno. E un bel terminal traghetti pronto per accogliere navi da crociera, i dirigibili pronti, eccoli qua, dirigibili per eventi, fare reportage di un evento. Una città a sfondo turistico, come potete vedere. Qui ovviamente ci sono delle industrie per tenere viva la città. Anche lui si basa sull'energia eolica, come potete vedere non inquina granché. Questa è una mappa molto particolare perché ha un fiume che passa in mezzo, quindi è proprio una città adatta per sviluppare il turismo. Vediamo un po'. Sì, ha anche lui messo delle tenute a media densità. Eccole qua. Ad medio valore del terreno. Alto valore del terreno non credo che ce ne siano. Comunque ha anche lui una scuola superiore, per adesso chiusa. E una stradina con un ponticello che porta tutto qui. Bene, bene. Bella città che si sta espandendo. Ah, oppure lui la chiesa. Eccola qua. Perfetto. 3 zone per lo scarico. Bella città, i cittadini sono felici e questo è importante. Allora, bene, bene, torniamo alla nostra città. Andiamo a vedere l'altro ragazzo della mia zona. Vediamo chi è, perché l'altro si è inserito ma ancora non ha giocato, quindi non ha costruito niente. Vediamo un po'. Vediamo un po', l'altro poco ma buono. Vediamo un po', ha già 3 milioni di dollari. Wow. Vediamo un po'. Poco ma buono. Voglio vedere la sua città per capire cosa sta facendo. Vediamo su che cosa si sta basando. Allora, wow, l'edificio Copan, come potete vedere, ha onda marina. Ha addirittura anche il centro espositivo per gli eventi. Wow. Vediamo che cosa sta facendo a livello di minerali. Non sta sfruttando il carbone, anche se ne aveva poco. A livello di minerali neanche. Cosa sta? Credo petrolio. Ecco, sì, infatti, sta raffinando petrolio. Come potete vedere ha 2 zone di estrazione messe in maniera molto intelligente. Come potete vedere tramite le stradine secondarie sfrutta tutta la zona. Questo pozzo fa 10.000 barili, questo 7.000. Però va bene, vediamo un po'. Sì, sì, infatti. C'è anche la raffineria qua che produce plastica. Perfetto. Vediamo un po' cosa c'è qua. Ci sono. Ah, ecco, c'è una, come dire, una centrale elettrica a petrolio, una centrale nucleare chiusa per il momento. Un polimerizzatore della plastica, quindi fa plastica a tutta forza questo ragazzo. Vediamo un po'. Sì, una bella città perché alla fine ha 40.000 abitanti, ha 3 milioni di dollari. Si è basato un po' su tante cose. Ha messo anche l'Empire State Building, le Willis Tower. Wow, guardate un po' cosa c'è qui. Cos'è questo? Ah, il quartier generale del petrolio. Diciamo una città a sfondo, come dire, sia turistico che industriale, un po' di tutto. Ci sono anche centri per gli eventi, quindi una città, diciamo, polifunzionale. Benissimo. La chiesa qui, perfetto. Ottimo, ottimo veramente. Speriamo ragazzi di vincere noi la partita, che siamo già a buon punto. Torniamo nella nostra città. L'altro ragazzo non ha costruito nulla ancora, quindi non ci andiamo. Ancora 50.000 dollari. Però solo per capire chi è entrato, eh? Voglio vedere chi è, magari lo conosco. Ok. Chi c'è qui? Victory Ride di Sicil 1926. No, non lo conosco. Però ancora non ha costruito niente. Mamma mia, un'impresa costruire qua sopra. Guardate che città. Che ne verrà fuori. Tutto scosceso il terreno. Vabbè, benissimo. Buona fortuna anche a te. Andiamo da questa parte, vediamo chi c'è. Abbiamo
Qui 491.000 dollari, 34.000. Queste città che si stanno espandendo, se la cavano tutti bene. Addirittura questi ragazzi sono preparati con il petrolio. Vediamo là sotto invece che ancora diciamo stanno iniziando da poco, quindi ancora avranno il tempo di espandersi. Vediamo qua invece. Ecco qua Leonardo 23, perfetto, 917.000 dollari. Dai, dai, dai. Qua ci sono altre metropoli. Vediamo qua da quest'altra parte. Perfetto. Sì, sì. Tutti si stanno evolvendo, ragazzi. Diciamo che la zona con più soldi è la nostra. Fortunatamente abbiamo 3 milioni di dollari nella nostra zona. Vediamo se riusciamo a impiantare la grande opera al più presto. Stavo pensando, stazione fotovoltaica ha bisogno di plastica, leghe e processori. Qui, ovviamente, ragazzi, la grande opera che preferite potete fare. Qua abbiamo metallo, petrolio e leghe. Carburante, leghe, computer, metallo, leghe, casse TV. Secondo me è più adatta alla centrale fotovoltaica, perché le leghe le posso fare io. La plastica la fa questo ragazzo poco ma buono. I processori li farà qualcun altro, magari o Victory Ride qua su o il Kumenda magari. Vediamo, intanto stiamo guadagnando un sacco di soldi. Per fare i processori cosa ci voleva? Cosa ci voleva? Per tutto... Ah, plastica e lega. No, allora le posso fare anch'io i processori volendo. Magari li facciamo qua sotto. Comunque, per il momento va bene, ragazzi. Ci becchiamo alla prossima avventura. Ciao a tutti.